dell'Ente Nazionale Protezione Animali per il 25enne Chioggiotto che ha ucciso a bastonate il gattino della fidanzata, regalatole dall'ex. Il racconto shock della ragazza: c'era sangue dappertutto. Presunta corruzione a Venezia, rinviato a mercoledì prossimo il nuovo interrogatorio in procura per l'ex assessore comunale Renato Boraso, l'unico tra gli indagati in carcere a Padova. Venite, c'è un accoltellamento in zona Rialto, il contenuto delle due chiamate giunte l'altra notte al 113 con cui si segnalavano 2 episodi di aggressione a Venezia, ma all'arrivo delle forze dell'ordine trovate macchie di sangue, nulla più. In 500 in Basilica di Santi Giovanni e Paolo a Venezia per l'addio al manager alpinista Francesco Favilli, morto con il collega sulla Marmolada, il papà commosso, una morte senza un perché. Maltempo, la voragine sull'argine nella notte appena trascorsa a Caorle, mareggiate, la regione corre ai ripari, si impegna ad investire. Il numero 1 del Carroccio in Veneto, nominato vice segretario federale della Lega, avrà un ruolo organizzativo cruciale nell'affiancare Salvini. La missione, dice, è l'autonomia. La mostra del cinema resterà al Lido a Mestre. Potrebbero essere previsti eventi a margine. Questi oggi i chiarimenti e le rassicurazioni del sindaco Brugnaro dopo le esternazioni delle ore precedenti. Ben ritrovati, il TG di Venezia apre con la notizia che vi abbiamo già riportato del gattino che è stato morto a bastonate, preso a pugni, calci e bastonate da un 25enne Chioggiotto. Ebbene, ora a distanza di alcuni giorni è arrivata anche la denuncia dell'Ente Protezione Animali, dell'ENPA, e poi siamo riusciti a raggiungere la ragazza, la proprietaria di questo gattino, che è ancora sotto shock. Ieri sera sono entrata dentro casa e mi sono messa a piangere perché comunque nel muro del soffitto ho ancora qualche macchiolina di sangue, non sono riuscita a buttare via la ciotola del gatto, ho ancora tutto qua, quindi quando entro dentro casa mi sento male. A parlare è Laura, la proprietaria 23enne di Green, il gatto che è stato massacrato a Chioggia da colui che ormai è diventato l'ex fidanzato e che nel frattempo è stato denunciato, oltre che da lei anche dall'ENPA. Un racconto raccapricciante quello di Laura, da quando quella sera è rientrata a casa. Quando ho aperto la porta ho sentito un odore fortissimo di sangue e lui era in bagno con un piede fuori e un piede dentro la doccia e io l'ho guardato e gli ho detto, completamente in shock, gli ho detto: ma cosa è successo? Ma è tuo questo sangue? E lui mi guarda e mi dice: no, è del gatto, con una fierezza sul viso che non dimenticherò mai. Mai un segnale di pentimento, racconta Laura, totale indifferenza, mentre lei ancora non capiva cosa fosse accaduto. Inizio a vedere sangue dappertutto, ciocche di pelo attaccate alle finestre, per terra, e in tutto ciò non vedevo il gatto. Lui esce, si fa una doccia proprio veloce, esce e io gli dico: scusa, mi puoi spiegare da dove viene questo odore? Mi dice: prova a vedere dal bidone. Io apro il bidone e trovo la scopa rotta in 3 pezzi dentro. Quella con cui aveva massacrato Green, oltre che prenderlo a calci e pugni, fracassandogli mandibola, denti, vescica. Ma lui continuava a far finta di nulla mentre Laura si sentiva male. Ho iniziato a vomitare sul lavandino. Mentre vomitavo sul lavandino lui se ne usciva con frasi tipo: olè, ecco che vomiti, voilà. E io intanto lo ascoltavo, ma ero fuori di me, non riuscivo a capire cosa stesse succedendo. Lui era attonito, con gli occhi fermi, non faceva niente. L'unica cosa che ha fatto è stato vestirsi e tendersi a letto. Io gli ho detto: ma cosa fai steso a letto? Aiutami, togli tutto quello che c'è da sopra il letto e spostiamolo. Lui mi dice: cosa devo togliere? Io ho detto: tutto quello che c'è sopra lì, toglilo. Inizia a togliere le federe dei cuscini, il lenzuolo, tutte queste cose là. Poi spostiamo il letto insieme. Una volta che io l'ho spostato ho visto sangue per terra, sul muro. Era una cosa allucinante. A quel punto il 25enne dice di aver picchiato il gatto perché aveva fatto i bisogni a terra e di averlo poi messo nella sua cesta a riposare, ribadendo che non aveva nulla, quando invece Laura l'ha trovato tramortito in un lago di sangue. Poi la corsa nella clinica veterinaria di Padova. Lui dice davanti al veterinario che lo ha trovato così il gatto, che lui è arrivato a casa, lo ha trovato sotto una macchina.
versione a cui il veterinario fatica a credere. Solo andando a casa il ragazzo confesserà a Laura di aver avuto un raptus perché il gatto apparteneva a lei e all'ex fidanzato. L'avevano trovato insieme in un prato, di cui la decisione di chiamarlo Green. La ragazza crede di essersi salvata. Io avevo paurissima. Il mio pensiero è quello che se non fosse stato quella sera sarebbe stato tra un mese, tra 2 mesi, tra un anno, perché se la persona era veramente quello che si è dimostrato, lo avrebbe fatto anche con me. Devo cercare di farmi forza per lui, perché lui si è sacrificato per me e glielo devo, e per continuare questa battaglia. Vicenda dunque arrivata fino a Roma, l'ENPA ha denunciato il ragazzo, ma ne ha anche chiesto il riconoscimento della pericolosità sociale. La crudelissima uccisione del gatto Green, purtroppo ancora una volta, costringe l'Ente Nazionale Protezione Animali a presentare denuncia e a chiedere che l'autore del reato venga dichiarato socialmente pericoloso. Sono anni che l'Ente Nazionale Protezione Animali denuncia e si costituisce parte civile in processi ove l'imputato ha esercitato violenza su un animale allo scopo di minaccia o vendetta verso la propria compagna, ex compagna, un vicino di casa o semplicemente come sfogo delle proprie frustrazioni e rabbie. È necessario dunque che l'autorità giudiziaria non attenda il termine del processo affinché questi soggetti vengano dichiarati socialmente pericolosi, attuando su di essi delle misure di contenimento e prevenzione, poiché ricordiamo che è vero, il reato di maltrattamento, uccisione di animali ha una pena non particolarmente alta, ma l'autorità può porre in essere rimedi efficaci ed immediati onde evitare che questa rabbia, questa voglia di vendetta e di minaccia possa subire un'escalation ove le prossime vittime possono essere i soggetti indirizzari della rabbia e della minaccia, ma anche terze persone che casualmente si frappongono sulla strada di questi soggetti, quindi socialmente pericolosi. L'inchiesta Palude nel giorno del terzo interrogatorio, l'ex assessore Renato Boraso, ancora nessuna novità, tutto è rimandato a mercoledì prossimo. L'ha dichiarato il suo legale, l'avvocato Umberto Pauro, uscendo dalla procura di Venezia nel tardo pomeriggio dopo esservi entrato in mattinata insieme al suo assistito. Chiamato a rispondere di 12 presunti atti corruttivi, Boraso era stato sentito per la seconda volta lo scorso 23 agosto per circa 6 ore. L'ex assessore comunale alla mobilità è l'unico indagato nell'inchiesta, ancora in carcere da metà luglio. Ed è giallo su alcune chiazze di sangue trovate a terra sul ponte degli Zogatoli. Siamo in Sestiere Canareggio a Venezia verso le 2 tra martedì e mercoledì notte. La chiamata al 113 che segnalava una rissa sul posto e chiedeva l'intervento della polizia. Sul posto, oltre agli agenti, è giunto anche il SUEMA, ma quando sono arrivati non c'era traccia né di feriti né di testimoni. Sta indagando la questura. Alla Basilica dei Santi Giovanni e Paolo restiamo a Venezia in 500 questa mattina per l'addio all'alpinista manager Francesco Favilli, morto nella tragedia della Marmolada inizio mese, con il collega Filippo Zanini. L'ultimo viaggio nella bara in legno chiaro e fiori bianchi del feretro di Francesco Favilli, il manager 44enne venuto a mancare il 3 settembre corrente insieme al collega 36enne Filippo Zanini lungo la Marmolada e nella sua Venezia. Ad accompagnarlo al cimitero di San Michele in motoscafo tutta la sua famiglia, con il papà Fabrizio, il fratello Giacomo, la sorella Federica e l'ex moglie Foscazzani con i 2 figli piccoli Irene e Michele, 11 e 8 anni appena. Per ultimo saluto tutti nella prima fila dalle 10 nella Basilica dei Santi Giovanni e Paolo, sempre a Venezia, chiusa per le visite ai turisti per le quasi 2 ore di omelia celebrata da Don Piotr Miluski. In 500, tra familiari, parenti e amici ad omaggiarlo, compresi i colleghi dell'azienda di Asolo dove lavorava e i tantissimi amici arrivati dal Piemonte. Toccanti le parole del papà, del manager, rivolte sia ai nipotini rimasti senza appunto il genitore, sia ai presenti in Basilica Pierluigi e Giulia, il papà e la moglie del collega alpinista del figlio, morti insieme poco dopo l'inizio della tragica scalata. Un
silenzio necessario per una morte senza un perché e che si è presa la vita, quella di Francesco, così commosso, con la voce rotta dal pianto, sempre il papà Fabrizio. Francesco è ricordato con Filippo, 2 amici che continueranno a vivere nei ricordi di quanti li hanno amati per come, a loro volta, loro stessi sono stati capaci di amare. Avete amato e siete amati. Ciao Francesco, ciao Filippo. Siamo al maltempo, una voragine sull'argine nella notte appena trascorsa. Siamo a Caorle, diverse le mareggiate. La Regione corre ai ripari, si impegna ad investire sulle barriere, approvando la mozione di Erika Baldin, capogruppo dei Grillini del Veneto. Mentre continua la conta dei danni per maltempo, nel fatto più preoccupante, ovvero la voragine apertasi nella notte appena trascorsa lungo l'argine di Caorle per via del forte vento di Bora con l'intensa pioggia, più di 60 mm d'acqua caduti in almeno 6 ore, la Regione corre ai ripari, impegnandosi a investire sulle barriere per proteggere i litorali continuamente devastati dalle oramai più che frequenti mareggiate. Approvate infatti all'unanimità l'ordine del giorno presentato dalla capogruppo dei Grillini regionali veneti Erika Baldin a tutela di tutta la costa. Cercando sinergie da parte della Regione, del Genio Civile, assieme ai comuni, assieme anche alle università, agli enti di ricerca, per delle soluzioni più efficaci rispetto ai semplici ripascimenti, perché appunto sono soldi buttati letteralmente in acqua. Qui non si parla soltanto di ambiente, ma anche della vita delle persone. Così la consigliera Baldin, orientata nella direzione della difesa delle zone maggiormente esposte ai rischi. E su questo bisogna fare di più, bisogna fare ricerca e capire che bisogna intervenire per salvaguardare un settore importantissimo della nostra economia. La politica, c'è un nuovo incarico per il padovano Alberto Stefani, nominato vice segretario federale della Lega durante il Consiglio riunito a Roma da Matteo Salvini. Guardando alle regionali in Veneto, Stefani rilancia e dice: continua a lavorare per il terzo mandato di Zaia. La nomina era nell'aria, è ufficiale, sarà Alberto Stefani, numero 1 del Carroccio in Veneto, uno dei 2 nuovi vice segretari della Lega. Lui e Claudio Durigon, laziale sottosegretario al lavoro, andranno ad affiancare Andrea Crippa, prendendo il posto del ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti e del presidente della Camera, il veronese Lorenzo Fontana. Tutto come previsto per il giovane deputato veneto, ex sindaco di Borgoricco e presidente della commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale. Un'emozione grande, io cercherò ovviamente di offrire il mio massimo supporto al partito. Io sono in questo movimento dall'età di 15 anni e quindi non può che essere oggi una grande emozione per dare il proprio contributo a quello che è il movimento nel quale sono cresciuto. Moderato ma da sempre a fianco del segretario Matteo Salvini, Alberto Stefani ha ricevuto un mandato di tipo organizzativo legato ai congressi regionali che restano da celebrare e al futuro congresso federale. Un approccio molto gestionale. D'altra parte io ho avuto la possibilità di ricoprire questo incarico sia a livello provinciale a Padova, a Venezia, poi a livello regionale e oggi a livello nazionale. Cercherò ovviamente di mettere al servizio del partito, nonostante la mia giovane età, le esperienze che ho avuto nella gestione del movimento. Un movimento da rilanciare partendo da quella che Stefani considera la sua forza, l'identità, che deve tornare al centro dell'azione della Lega, aggiunge. E guardando al Veneto, Stefani, da più parti candidato in pectore per la Lega come futuro presidente della regione, rilancia. C'è ancora margine per un terzo mandato a Luca Zaia. Sto lavorando, anzi sono il primo firmatario, quindi anche pubblicamente, della proposta di legge per il terzo mandato di Zaia, perché credo che Luca Zaia debba avere la possibilità di fare un altro mandato. Ovviamente ci deve essere la convergenza politica di tutte le forze politiche centrodestra. Abbiamo visto che Forza Italia si è chiamata fuori lanciando Tosi. Noi abbiamo un'idea diversa, l'idea che la Regione Veneto debba restare a guida leghista per continuare il percorso di autonomia che abbiamo lanciato, per renderla effettiva.
Spostare la mostra del cinema di Venezia da Lido a Mestre dopo le esternazioni del sindaco Brugnaro, oggi ci sono i chiarimenti. La mostra del cinema deve rimanere al Lido, questo ce l'ho chiarissimo, io questo non c'è dubbio. Ho solo detto che Mestre può aiutare se immaginiamo una mostra che si allarga, se immaginiamo di aumentarla, perché così oggi è stato veramente, quest'anno è stato ormai penso, ogni anno cresciamo sempre di più, immaginiamo di voler raddoppiare, proviamo a pensare in grande. Per poterlo fare dico, può essere che una parte, la terraferma, si metta a disposizione per una serie di servizi, di eventi che sono collaterali, che possono essere di richiamo particolare. Dopo le polemiche delle ultime ore scatenatesi dalle dichiarazioni del sindaco Brugnaro, che aveva lanciato l'idea di poter spostare alcuni eventi della mostra del cinema a Mestre per sgravare il Lido, il primo cittadino torna sull'argomento per chiarire quanto detto in precedenza. Il cuore della kermesse deve restare al Lido, ma Mestre potrebbe essere un aiuto anche pensando a creare nuovi filoni. Quest'anno è venuta Lady Gaga. Se avessimo avuto, come sto facendo, le strutture a Mestre, potevamo fare un concerto di Lady Gaga, no? Il Palasport allo stadio. Io mi immagino un concerto allo stadio, lì al Lido non c'è. Cioè voglio dire, Mestre può offrire delle cose che altri non hanno. Cioè ci sono una serie di cose, non so, uno può arrivare con le sue barche, non arrivano mica solo gli attori, arrivano anche grandi disponibilità, per cui grandi yacht. Noi dobbiamo costruire un'industria che sia in grado di ospitare questo, e Venezia si candida a questo. Questa è l'idea di una città che cresce e che cresce tutta insieme. In ogni caso al momento non sarebbero in programma discussioni con il direttore Barbera in merito alla proposta del sindaco. Cosa ne pensano i veneziani? L'abbiamo chiesto a loro, la mostra è al Lido, dicono anche gli stessi mestrini. Penso che sia un'idea terribile, malsana proprio, perché è nata lì. La mostra è nata a Venezia, al Lido veramente, con il casinò che adesso hanno purtroppo tolto. Quindi c'era anche della bella gente che arrivava. Detto tra noi, non so che ci sarà. La si spara grande, poi non si interessa di risolvere i problemi, l'importante è così fare la boutade, come se questo poi aiutasse Mestre. Si è fatto di tutto per non far niente né per Mestre né per Venezia, per rovinare la città fregandosene, e poi si tirano fuori queste cose dal cappello così, ecco, insomma una grande scemenza. Io partirei prima da un potenziamento dei servizi, successivamente certo tutto si può valutare, però partirei prima da un potenziamento dei collegamenti. Il Lido è il Lido, la mostra è il Lido, e quello che ci sta intorno è l'occasione di vedere come li abbiamo visti quest'anno, come li abbiamo visti tanti altri anni. Si riempivano le platee con i film della mostra. Mi piace pensare che comunque resti al Lido, che è un contesto straordinario, bellissimo, e secondo me è il giusto teatro per ospitare un evento del genere. Mestre ha altri tipi di vantaggi, ma è giusto che rimanga in quella cornice. È uno spettacolo Venezia, è giusto che ospiti lei questo evento. Potrebbe essere una buona iniziativa, permettere insomma anche ai cittadini di Mestre vedere, quindi fare parte senza dover per forza percorrere la strada, Vaporetto, Lido, eccetera. E potrebbe essere un'idea insomma di trasferirla anche qua in parte, sì, certo. Ci fermiamo qui, era il nostro ultimo servizio, siamo al meteo, grazie per essere stati in nostra compagnia, arrivederci.